Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati in Val Cagliamento per fare un giro verso Malga Cere. Siamo qui proprio al centro del Lagorai, è la strada che arriva fino a Passo Manghen. Naturalmente in questo periodo invernale, perché adesso siamo a metà marzo, il Passo Manghen è ancora chiuso, infatti la strada è chiusa poco dopo dove abbiamo messo l'auto noi. Proprio di fronte all'auto troviamo subito il primo segnavia che ci indica il sentiero che dobbiamo seguire. Oggi è il 24 di marzo e l'auto segnava 4 gradi quando siamo arrivati. Per salire a Malga Cere ci sono due possibilità: si può prendere la strada forestale Cere oppure il sentiero. Noi stiamo utilizzando il sentiero. In questo periodo la Malga è chiusa, è aperta nella stagione estiva e noi useremo un po' la zona come punto d'appoggio per mangiare. Siamo saliti da questo sentiero, qui incrociamo la forestale di cui vi ho parlato prima, ma noi continuiamo, vedete dove va già, per il sentiero. Il sentiero è sempre il 398, qui verso Malga Cere. Vedete anche qua, 398, anche se non si vede il 9. Siamo saliti qua dal bosco. Qui forse c'è un po' di panorama, andiamo a vedere. Sì, si vede qua tutto il Lagorai e la valle, e là è Altopiano dei 7 comuni. Aiuto! Arriviamo qua in un punto già che reincrociamo la forestale e vediamo anche della neve. E che fresco! Poi i cartelli sono un po' Vissuti. andati, ma di qua ce n'è un altro. Le mani congelate. Bello freschetto. E qua vediamo sempre il cartello che seguiamo noi, anche se è il buio, vediamo. Riesco. Questo. Continuiamo, vado già. Occhio che te scapussi. Scappus. Avanti. Non so dove. Ah, a caso. Abbiamo trovato della neve. È completamente ghiacciata, che si scivola. Qui c'è il paletto. E sembra sia il sentiero questo. Mettiamo i ramponcini. Vediamo quanto dura. Lì vedo un sentiero là. Dai, proviamo. È proprio agile. Comunque è poco perché lì è già finito. Vediamo sempre il cartello. Il sentiero che va su di lì. Arriviamo qua. Ancora nella forestale, ma mi sa che il sentiero è finito. Adesso diamo un'occhiata lì sopra. Quindi siamo arrivati da lì sotto e adesso qua seguiamo un po' la forestale da questa parte e Malga Cere dovrebbe essere lì sopra. Finiamo questo pezzettino qua di neve. Siamo arrivati qua
la malga lì dietro, cartello 5 minuti di qua. Allora, lì vediamo Malgacciere, lì. Qui c'è il cartello, dice che siamo a 1719. Ti dirò che mi dà fastidio la lente a coppa. Eccoci arrivati, naturalmente la malga è chiusa, a parte quest'estate. E qui c'è qualcosina. Siamo arrivati. Vediamo quanto ci abbiamo messo. Siamo arrivati a Malgacciere. Ci abbiamo messo 1 ora e 40. 445 di dislivello positivo. 1714 metri di altitudine, veramente come il cartello. Il cartello diceva 1713. Ci siamo. Il panorama qui potete vedere che è fantastico. Abbiamo tutto il lago Rai qua. Di là si vedono anche tutte le cime dell'altopiano dei 7 comuni. E c'è anche il sole. Adesso ci attrezziamo per fare subito un aperitivo, che qui in Val Caiamento abbiamo fatto veramente tante escursioni, avremmo già fatto il 90% dei sentieri qua intorno, quindi vi metto tutti i link qui sotto di tutte le altre escursioni che abbiamo fatto. Siamo andati al bivacco Manghenetto, un altro baito, una bella ciaspolata. Poi dal Passo Manghe siamo andati anche a dei laghetti. Al Caldenave. Non c'entra niente. Vado là. Comunque sotto avete tutti i link di tutti gli altri video. Scusa, non è Lago Rai. Sì, vabbè, ma io sto parlando del Val Caiamento. Ho visto dei mandarini ancora. Quante volte devo dirvelo che i mandarini si portano a casa? Che Cristo. Molto bene, aperitivo. Prendiamo la panca. Allora usiamo adesso questo bel tavolato qui per far da mangiare. Abbiamo di tutto, vedete? E di più anche perché. E di più adesso già tira fuori dell'altro, anche del pane. E di più era per la tua scoperta. E dopo vi racconto la magia dell'olio e dello zucchero, vero? Il dia di svegliarsi la mattina presto e fare cazzate. E facciamo subito il tè e poi usiamo l'acqua per fare del risotto. Ho portato via il riso, dentro c'è già del dado in polvere e lo facciamo con i carciofini. Che non vedo. Qui sono questi olive con i carciofini, eccoli qua, con i carciofini. Sei calmo. Ce li abbiamo, un bel risotto con i carciofini, super. Ecco un dettaglio qua dell'aperitivo, abbiamo le uova sode, olive, No, manca del il grana. tocco dello chef. Aspetta, devo mettere questo, non so portare mai. Lo stai aggiungendo già. Delle porcherie. Senti, ha fatto. Le. Va bene. Quindi uova con maionese, olive del grana e delle 2 piscezzette. Aperitivo in alta quota. Super, sì. Allora, mentre mangiamo l'aperitivo, intanto mettiamo su il riso, che ci vuole sempre un po' a farsi. Vero già? Un carnaroli un quarto d'ora. Com'è l'aperitivo Anche 18 allora? minuti. C'ho una oliva in bocca. Alta quota com'è? Non risulta un po' cafona. Va bene. Aperitivo caffone. Oggi con una vista del genere, cioè sempre. Il risetto è praticamente pronto, abbiamo spezzettato del formaggino Se non vogliamo via. e adesso lasciamo mantecare un po'. Giusti E cose. il risetto pronto qua e buon appetito in Val Caiamento. Cioè, vedete il sole, ma è venuto fuori proprio adesso, guarda che nuvoloni. Io mi mangio qua dalla cisterna direttamente. Cisterna. Buon appetito. Abbiamo messo su il caffettino
Poi qui abbiamo delle colombine. Adesso fa vedere un pezzetto. Fate quella pasta di mandorle. Pasta di mandorle e fiori d'arancio, cioè. Perché è Pasqua, no? Mm. Forse il video esce il lunedì di Pasqua, quindi buona Pasqua a tutti, buona Pasqua. Buona Pasqua. E intanto aspettiamo il caffè. Oh. Buon caffè. Dopo il nostro pranzo abbiamo lasciato tutto pulito ed in ordine, tutto quello che abbiamo toccato e abbiamo rimesso al suo posto, le immondizie ce le portiamo a casa e adesso cominciamo il ritorno. Alla fine non vi ho detto il maiano che ho fatto, adesso c'è già è distante quindi non sente, però ormai ha visto anche lei. E questa mattina sono andato a riempire la boccettina dell'olio che avevamo finita, quella da escursione, e per portare l'olio abbiamo usato le boccettine, quelle dello zucchero dolcificante liquido. Peccato che in casa stavamo usando quel dolcificante liquido, quindi io ho preso la boccettina, mi sono distratto un attimo visto che erano le 4 di mattina, ho riempito d'olio quella dello zucchero che avevamo a casa e l'ho portata via. Infatti adesso apro il sacchettino e vedo che ne abbiamo due, dico ma perché ne abbiamo 2 boccette d'olio? E poi è vuota, ho detto ma se l'ho riempita stamattina, goccia in testa, ho detto ops, e mi sono preso un sacco di parole già mentre stavi esplorando ho raccontato della boccettina d'olio e dello zucchero. Sono le cose che accadono quando si dormono poche ore e al mattino si è un po' rimbambiti. Non sono un po' più accorto. Ma insomma dai, pensavo peggio. E useremo in qualche maniera questo olio allo zucchero. Ci faremo dei dolcini. È l'unica. Si butta via niente. Tac. Allora un ultimo momento riflessione. Perché siamo venuti, perché abbiamo scelto un'escursione del genere oggi? Perché volevamo stare tranquilli. Esatto. Siamo venuti qui in Val Caramento che come vedete non è inflazionata da turisti per il semplice motivo che non c'è, intanto la strada è chiusa perché il Passo Mangano è chiuso, quindi non è di passaggio, non c'è nessuna attività, non c'è nessuno che ti fa mangiare, nessun rifugio aperto e quindi la gente non viene. E noi siamo andati qui proprio per stare in pace perché è ancora una valle veramente Incontaminata. incontaminata. Incontaminata è un termine che non è adatto, diciamo che non è sfruttata dal turismo di massa. E quindi noi veniamo qua per stare tranquilli. Basta, ci piace qua. Oggi avevamo voglia di tranquillità. Naturalmente d'estate la malga è aperta, si può mangiare, si mangia molto bene e vi consigliamo di venire anche in estate. Anche per assaporare i prodotti tipici di questa valle. Quali sono i prodotti tipici di questa valle? Sicuramente la ricotta affumicata. Ve la consiglio perché è una roba. Ne abbiamo mangiate in giro e quella che fanno qua. Ma c'è anche una malga qua più avanti che la fa, ti ricordo? Più giù. Mamma mia. Fanno anche vendita Comunque diretta. meteo. Il meteo è bruttissimo, infatti adesso ci muoviamo. Guarda là sull'altopiano, guarda. Sì. Per scendere alla fine abbiamo fatto la stessa strada che abbiamo fatto all'andata, quindi niente di innovativo. Allora, già 7 km e mezzo, sempre i 450 di dislivello positivo. Ma possiamo flexarvi la mappa?
No, i tronchi davanti non si vede. Ma come? Non riesco, c'è tutta fanghiglia, avevo già provato stamattina. Ora è fango. Hai appena fatto superare la recinzione e fare l'ultimo pezzo del sentiero attaccato a Pingulun come Spider-Man per non sporcarsi le scarpine. Se siete arrivati fino a questo punto iscrivetevi al canale, mettete un bel like, commentino. Anzi, se avete delle domande che avreste sempre voluto farci ma non ci avete mai fatto, scrivetele qua sotto e poi a noi piacerebbe fare un video dove rispondiamo alle vostre domande più assurde, quindi aspettiamo le vostre domande qua sotto e basta. Ciao, alla prossima. Alla prossima. Condividete i nostri video di montagna con tutti i vostri amichetti. La cosa più cringe che tu possa dire alla fine di ogni video. Ciao. Perdonatelo. Noi facciamo video così. Cringe. Come vogliamo. Ciao. Come ci fa? Ciao.